Notte di terrore a Feltre per marito e moglie in balia dei banditi che li hanno minacciati, rapinati e poi legati in bagno. Le urla hanno fatto scattare l'allarme dei vicini, caccia ai rapinatori. Omicidio Cossi, resta da chiarire il giallo dietro alla presunta attività di spaccio legata al food truck. L'ex moglie della vittima nega questa ipotesi, intanto gli amici del killer increduli per l'omicidio. Giallo una bomber, l'ingegner Elvo Zornita, principale indagato all'epoca dei fatti, rinuncia alla prescrizione e si attende ora la decisione del GIP per l'archiviazione. Il ministro della Cultura non sarà all'inaugurazione della Biennale né alle giornate di preapertura, si consuma lo strappo finale tra Roma e Buttafuoco. Scattato dalle 8 di stamattina e fino alle 12 di domani il deposito di liste e candidature per le elezioni comunali, 51 amministrazioni al voto il 24 e 25 marzo, occhio puntati su Venezia. In ospedale il presidente nazionale delle Penne Nere dopo le polemiche sul dono del cappello alpino ai volontari delle Olimpiadi. Lana Attacca non ha retto allo stress per la violenta campagna denigratoria. Un anno fa la morte di Giancarlo Gentilini, la lettera della moglie Maria, l'appello al sindaco Conte, porta il suo cappello alpino alla Dunata di Genova. Bimbo di 9 mesi ingerisce per errore un gioco e rischia di soffocare, salvato dall'operatore del 118 di Padova che al telefono guida la mamma nella manovra. Nel giorno della presentazione degli eventi dell'anno marciano, il Patriarcato di Venezia conferma che Papa Leone XIV verrà in Veneto e nel capoluogo lagunare domani la messa di San Marco in diretta dalle 10 su Antenna 3. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito, la cronaca in primo piano, legati chiusi in bagno e rapinati, nuovo assalto dei rapinatori in Veneto, stavolta una coppia di coniugi di Feltre, la notte scorsa caccia ai banditi. Rapina e nottata di terrore per i coniugi Bassani che nonostante tutto questa mattina sono andati a lavorare con i loro fiori. I rapinatori si sono introdotti nella loro villetta di Via Culiada, lungo la strada che da Feltre porta a Fonzaso, legandoli e chiudendoli in bagno. Le urla delle vittime hanno richiamato l'attenzione di alcuni vicini che hanno allertato i carabinieri, prontamente intervenuti. La zona, come ci racconta chi abita lì poco distante, purtroppo non è nuova a simili episodi. L'anno scorso in giugno, di notte, ho sentito dei rumori, però ho detto lei gatti, però 2 gatti che girano qua e là. Poi mi sono alzato alle 2 ad andare in bagno, ho trovato un casino e mi hanno aperto i cassetti, ho preso il portafoglio di mia moglie, il mio, i recini e hanno portato via. Per fortuna mi hanno lasciato gli documenti. Però non ho più dormito dopo, è stato un stress continuo perché non pensavo. Indagini coordinate dall'autorità giudiziaria sono in corso da parte dei carabinieri di Feltre e Belluno. Una vicenda, quella dei coniugi rapinati in casa, che scuote la comunità di Feltre. Via Culiada, una strada lunghissima che da Feltre porta a Fonzaso, teatro purtroppo di un fatto criminoso. Rapina di notte con vittime chiuse legate in bagno, città attonita di fronte a quanto accaduto, a cominciare dal suo primo cittadino. Quanto accaduto a Feltrino è un episodio grave che richiede la massima attenzione. Come comune siamo in costante contatto con tutte le forze dell'ordine che stanno operando con professionalità e tempestività e alle quali va il nostro pieno supporto. Da tempo stiamo lavorando sul tema sicurezza e rafforzare il sistema di sicurezza sul territorio è uno dei progetti. Oggi a Feltre sono attive circa 60 telecamere di videosorveglianza e il nostro impegno è quello di implementarli ulteriormente anche con sistemi di lettura tag nelle principali rotatorie e nei punti di accesso alla città. Feltre resta nel complesso un territorio sufficientemente sicuro, tuttavia episodi come questi non vanno sottovalutati. Devono essere affrontati con determinazione e prevenuti con ogni mezzo possibile. Abbastanza drammatica la faccenda, ormai non si è più sicuri da nessuna parte. Ho sentito adesso al mercato. E che effetto le fa una notizia? Orrendo. Paura. Che effetto le fa una notizia? Brutta, molto brutta, perché non siamo più sicuri. Non si è più tranquilli al giorno d'oggi, quindi bisogna stare attenti e
E niente, sperare. Noi che abbiamo figli, cioè, vabbè, anche chi non ha figli, ma noi che abbiamo una figlia sinceramente è ancora peggio. Sono stati addirittura legati, quindi uno non è più tranquillo neanche in casa propria, cioè una roba tremenda per quanto mi riguarda. Sicuramente non mi fa sentire a mio agio, al sicuro, mettiamola così, se succedono queste cose. Mi dispiace, ma sono cose che succedono qui, succedono in altre città, non ci possiamo fare niente. Le forze dell'ordine fanno il loro lavoro, ma non possono essere ovunque. Ed ora l'omicidio di Marco Cossi. Resta da chiarire il giallo dietro alla presunta attività di spaccio legata al food truck. L'ex moglie di Cossi nega questa ipotesi. Assolutamente no, non credo questa cosa qua. E metto le mani in fuoco, assolutamente no, e come ho detto un po' a tutti, no, lui aveva un sogno di aprirsi un food truck, non fare affari di queste cose qua. Assolutamente non sono d'accordo. Giorgiana Costacche non ci crede e nega categoricamente il coinvolgimento di Marco Cossi in un presunto progetto di attività di spaccio. La 39enne, ex moglie del 48enne ucciso con più di 15 coltellate a Padova, non crede quindi alla versione fornita da Samuele Donadello agli inquirenti. Proprio quest'ultimo doveva essere il futuro socio in un progetto di food truck che sarebbe dovuto partire proprio la sera dell'aggressione. Secondo una prima ricostruzione, la lite tra i due sarebbe nata da contrasti legati alle presunte attività illecite, tra cui l'ipotesi che il chiosco potesse nascondere un traffico di droghe sintetiche e sigarette al THC. Una versione che non convince però l'ex moglie, con la quale Marco era stato sposato fino al 2019. Resta inoltre da chiarire, attraverso gli esami tossicologici, se Cossi fosse sotto l'effetto di sostanze al momento dei fatti. Anche su questo punto l'ex moglie ridimensiona, ammette un consumo occasionale ma limitato al tempo libero. Conosco Marco da quando avevo 17 anni. Non ho mai avuto problemi con lui su questa cosa qua. È vero, posso dire, ok, finiva la settimana, fumava una sigaretta di quella così, ma solo per rilassarsi, tranquillo in casa, senza le mani sul volante, cioè basta così. Ma per fare affari assolutamente no. Conosco molto bene Marco e non era questo tipo di uomo. Diversi gli amici che avevano messo in guardia Cossi proprio da Donadello. Tutti gli amici gli dicevano: stai attento, non va bene che ti chiede sempre soldi. Cioè, non è stato uno che gli ha detto ok, non lo conosciamo come Masterchef, ecco, c'ha questo soprannome. Stai attento con Masterchef perché veramente non va bene con questa persona. C'è però chi Samuele Donadello lo conosce fin dall'infanzia e lo descrive in maniera completamente diversa. Tra questi Demis Perdoncin, titolare del Caffè Noir di Bresseo, bar frequentato dal 47enne ora in carcere. Persona tranquilla, una buona famiglia. Non aveva molto un lavoro stabile ultimamente, ma comunque era sempre stato un lavoratore, una persona che si è sempre impegnata. E ne si aspettava una cosa del genere? Non se l'aspettava assolutamente nessuno, siamo ancora increduli, facciamo ancora fatica a credere a quello che abbiamo letto. Io faccio fatica onestamente a crederci, poi ovviamente gli inquirenti faranno il loro corso. Non credo, non mi sembrava, e poi conoscendo poi la famiglia assolutamente mi sembra che lui fosse lontano da queste cose. Giallo una bomber, torna sotto i riflettori l'ingegnere Elio Zornitta che sceglie di rinunciare alla prescrizione di fronte al GIP di Trieste per ottenere una sentenza che dichiari ufficialmente la sua totale estraneità ai fatti. Torna sotto i riflettori il caso Una Bomber. L'ingegnere Elio Zornitta, per anni il sospettato numero 1 della scia di attentati che ha terrorizzato il nord-est, nelle scorse ore ha scelto di rinunciare alla prescrizione, una decisione volta ad ottenere una riabilitazione totale nell'inchiesta riaperta nel 2022. Nel corso dell'udienza ho ribadito l'inutilità di ulteriori approfondimenti, anche perché ampiamente esaminati nel vecchio procedimento concluso con la richiesta di archiviazione del 2008-2009, ho spiegato le ragioni per le quali ritengo che la richiesta della parte opponente sia palesemente infondata e ho naturalmente fatto presente che l'ingegnere Zornitta ha dichiarato di non volersi giovare della prescrizione, volendo ottenere a tutti gli effetti un proscioglimento pieno.
Nonostante il giudice per le indagini preliminari di Trieste abbia preso in esame l'opposizione all'archiviazione delle vittime, l'ultimo supplemento di indagine sul DNA ha scagionato ancora una volta l'ingegnere. Penso che la richiesta formulata dalla parte opponente sia totalmente infondata e determinata da una non precisa conoscenza di tutti gli elementi probatori che sono stati acquisiti nel corso della lunga istruttoria di una ventina anni fa, perché ripercorrono iniziative giudiziali che sono già state ampiamente sviluppate con esito totalmente tranquillizzante per l'ingegner Zornitta. Dopo una superperizia da 10.000 pagine senza prove, la procura chiede l'archiviazione. Ora la decisione finale spetta al giudice Flavia Mangiante. Il Ministro della Cultura non sarà all'inaugurazione della Biennale né alle giornate di preapertura. Si consuma lo strappo finale tra Roma e Buttafuoco. Non è bastato che la Russia decidesse in queste ore di chiudere il padiglione al pubblico. 2 colpi di scena in poche ore in Laguna. La Federazione Russa ha deciso di non aprire al pubblico il proprio padiglione ai giardini alla 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, ma il ministro dei beni culturali Alessandro Giuli ha comunicato che non ci sarà a Venezia nei giorni della vernice della mostra, fatto anche questo clamoroso e con pochi eguali nella storia ultracentenaria della Biennale. Sulla scelta della Russia, le pressioni a livello governativo italiano per spingere la Russia al ritiro hanno evidentemente avuto il loro effetto. Tecnicamente non si può parlare di ritiro perché il padiglione russo sarà aperto con performance degli artisti, ma solo per 4 giorni dal 5 all'8 maggio, nei giorni di vernice per la stampa e addetti ai lavori. Dal 9 maggio a novembre, ovvero per l'intera durata della mostra, il padiglione non sarà visitabile né aperto al pubblico, ma rimarrà chiuso come è avvenuto negli ultimi anni. Inoltre, anche nei giorni della vernice e delle inaugurazioni di tutti i padiglioni degli stati esteri, per quello della Russia non ci sarà nessuna cerimonia pubblica ufficiale. Uno scenario che dà ragione all'operato della Biennale e del presidente Pietrangelo Buttafuoco, che hanno sempre sostenuto di non avere alcun titolo o strumenti per chiudere alcun padiglione, ma al tempo stesso anche il governo e il ministro dei beni culturali Alessandro Giuli hanno raggiunto il loro obiettivo: non offrire alla Russia una vetrina. La decisione della Federazione Russa fa seguito alla scelta di tutti i girati di non considerare la Russia e l'Iran tra i padiglioni in concorso per ricevere premi o menzioni ufficiali. L'assenza di Giuli però assomiglia a uno strappo finale con la Biennale. Siamo alla politica, elezioni amministrative è scattato dalle 8 di questa mattina fino alle 12 di domani il deposito di liste e candidature nei 51 comuni del Veneto al voto. Dal il 24 e 25 maggio 7 le amministrazioni sopra i 15.000 abitanti, dove è previsto l'eventuale turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno. Occhi puntati soprattutto su Venezia e Castelfranco Veneto. Saranno le prime elezioni invece per Castagnaro Nanto nel Vicentino, uno dei nuovi comuni istituiti nel 2026 nel Veneto. Ed ora parliamo dei medici di famiglia in rivolta contro la proposta di riforma del ministro Schillaci, un cambiamento che penalizzerebbe gli stessi medici ma anche i pazienti. Andiamo ad esempio a Treviso, dove sono coinvolti oltre 300 medici. Per il momento è solo una bozza di decreto legge, ma ha già scatenato la reazione dei medici di medicina generale che la bocciano senza appello. Un provvedimento, quello del ministro della salute Orazio Schillaci, dicono che non è stato discusso con le categorie, inattuabile e pericoloso per i pazienti. Un decreto che dovrebbe far funzionare le cosiddette case di comunità, che ad esempio a Treviso sono 17. La prima contestazione è il cosiddetto doppio canale, prevede che i medici destinati alle case di comunità diventino dipendenti pubblici. Questo decreto non tutela il cittadino. Più di 1 milione di cittadini rimarranno senza la figura di riferimento che è il medico di medicina generale, col quale instaurano un rapporto fiduciario e che li conosce. Diventerà un rapporto spersonalizzato, frammentario, diventerà un po' il supermercato della salute, dove non ci sarà più un rapporto
come sempre stato col medico di fiducia. Una riforma che solo a Treviso riguarda oltre 300 medici e, dice il sindacato, mette in discussione il rapporto di fiducia con il paziente, penalizzando un'intera generazione di sanitari, quelli che non hanno potuto ottenere la specializzazione in medicina generale richiesta dal decreto e che quindi saranno esclusi dai benefici. Ma penalizzati sarebbero anche i giovani professionisti, molti potrebbero preferire la specialità. Questo potrà comportare anche un aumento di accessi sicuramente al pronto soccorso. Inoltre questo arriva anche a discapito dei nostri giovani colleghi. I nostri giovani colleghi sono molto importanti in questo momento perché sapete tutti quanti che il numero dei medici è diminuito, il numero dei medici che vogliono accedere a questo lavoro è diminuito. I giovani colleghi si troveranno di fronte a una scelta, molti abbandoneranno questa professione, quindi c'era un alto rischio di abbandono. Dai medici la richiesta dunque di aprire subito una trattativa sindacale. Questo progetto di riforma è arrivata senza una trattazione, senza una condivisione con le organizzazioni sindacali e quindi la nostra richiesta è quella di chiedere un intervento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per sospendere questo progetto, questo decreto in primis, e per poter avviare le trattative. I tempi sono stretti, il testo finale dovrebbe essere inviato alle regioni, quindi nuovo incontro tra 10 giorni, approvazione del Consiglio dei Ministri e entrata in vigore entro maggio. C'è grande apprensione tra gli alpini di tutta Italia per la notizia del ricovero in ospedale del presidente nazionale dell'ANA, Sebastiano Favero. Il suo ultimo impegno pubblico era stata l'adunata sezionale della Montegrappa a Rosà la scorsa domenica. Sebastiano Favero, classe 48, dal 2013 alla guida dell'Associazione Nazionale Alpini, si trova ricoverato in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore a seguito di un malore. Fonti a lui vicine precisano che non è in pericolo di vita ma che ha bisogno di tranquillità. Alla notizia, diffusa velocemente in tutta Italia tramite una comunicazione della sezione Montegrappa e del presidente Giuseppe Rugolo, moltissime sono state le attestazioni di solidarietà e le espressioni di vicinanza con gli auguri di pronta guarigione. Evidentemente, scrive Rugolo, la sua pur forte tempra e il suo carattere combattivo non ce l'hanno fatta sopportare lo stress causato da una campagna denigratoria vigliacca e ignobile scatenata dai soliti leoni da tastiera sul web. Il riferimento è al forte dibattito scatenatosi dopo la cerimonia di consegna del cappello alpino ai volontari delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Lo stesso Favero era intervenuto in prima persona con un comunicato ufficiale che esprimeva la posizione dell'associazione. Originario di Possagno, laureato in ingegneria, Favero è stato rieletto meno di un anno fa per la quinta volta alla guida dell'associazione. Tra pochi giorni le penne nere sono convocate a Genova per la 97esima adunata nazionale dall'8 al 10 maggio. Un anno senza Giancarlo Gentilini, il sindaco sceriffo di Treviso, a ricordarlo con una lettera aperta è la moglie Maria, che ringrazia la città di Treviso che non l'ha mai lasciata sola e l'ha incontrata per noi Lucio Zanatto. Eccoci qua, un anno senza Giancarlo, però ricorderò tutti gli anni trascorsi assieme a lui, anche perché se lui non c'è più lo sento sempre vicino a me. Inizia così la lettera aperta che la signora Maria ha dedicato al suo Giancarlo a un anno esatto dalla scomparsa del sindaco sceriffo. 365 giorni senza Gentilini, l'uomo pubblico e quello privato, ammesso che una distinzione fosse così netta, lui che si sentiva un tutt'uno con la città. Maria lo sa bene e nelle sue parole c'è soprattutto gratitudine nei confronti dei trevigiani. Voglio dire un grazie a tutti quelli che mi sono stati vicini e siete veramente tanti. Un saluto affettuoso con tanta stima a tutti. Città che non dimentica il suo sindaco e che adesso vuole dedicargli un tratto di mura, quello tra Porta Santi 40 e Vicolo San Bartolomeo, non un luogo a caso. Che lui amava tanto le sue mura, tutti i giorni andava là a passeggiare e quindi è stata un'idea veramente meravigliosa. Anche perché le mura sono un simbolo della città e lui è stato uno dei primi a cercare di salvarle. Altro che lui è stato il promotore di tutta la salvezza di quelle mura là. Ecco, sì, sono contenta.
Tra i cimeli e i frammenti di una vita, uno su tutti parla di Gentilini, il suo cappello d'alpino che Maria vorrebbe veder sfilare all'ormai imminente adunata di Genova, portato dal sindaco Mario Conte. Sarebbe ovviamente per me una grande emozione e quindi lo farò certamente e lo farò davvero con l'orgoglio di portare con me Giancarlo Gentilini e indossando la fascia tricolore. Il cappello di Giancarlo credo che sarà un'unione di energie pazzesche. Resta una casa con le sue abitudini, quelle di ieri e quelle di oggi. Qua io parlo con questo, gli parlo. Ah sì? Eh sì, mi siedo qua nella poltrona, lo guardo e delle volte gli dico, oggi sono le 5, ti ricordi che magari prendevamo il tè insieme? E mentre scorrono i ricordi, Maria alza lo sguardo per quello che è un messaggio semplice e diretto, capace di dare forma e sostanza a un'assenza. E dopo inoltre voglio anche dire, Giancarlo, hai visto che mi sono fatta coraggio e ti ho lasciato un pensiero anche per te in questo giorno un po' triste per me e per tutti quanti. E sicuramente tu adesso ti farai una bella risata come era il tuo solito. Ciao! Stava per soffocare dopo aver ingerito un gioco. La prontezza della mamma e dell'infermiere del SUEM con cui era al telefono hanno permesso che il piccolo di 9 mesi si salvasse. Stava tranquillamente giocando un bimbo di 9 mesi quando è diventato improvvisamente cianotico. La mamma ha subito chiamato il 118. L'operatore del SUEM, capita la gravità della situazione, ha guidato subito la donna a praticare le manovre di disostruzione pediatrica. A quel punto l'infermiere ha capito subito che si trattava di un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, quindi ha fornito alla mamma le istruzioni per eseguire la manovra di disostruzione delle vie aeree, quindi con 5 colpi tra le scapole, poi una rotazione del bambino sempre con la testa inclinata verso il basso e delle compressioni toraciche, ma già con le compressioni dorsali il corpo estraneo è stato rimosso e quindi il bambino ha ripreso a respirare. L'infermiere è stato veramente molto bravo ed è formato, quindi come tutto il personale, a fornire istruzioni per arrivo anche su questo tipo di problematica. Il piccolo aveva ingerito accidentalmente un gioco in casa e non riusciva più a respirare. Grazie al sanitario e alla madre, però, è riuscito a liberarsi. Quando il mezzo del 118 è giunto sul posto, il bambino respirava già autonomamente ed era fuori pericolo di vita. Anche il presidente della regione, Alberto Stefani, ha voluto complimentarsi con l'infermiere Gianluca Trevisan e con tutto il team del SUEM 118 dell'azienda ospedaliera di Padova. Nel giorno della presentazione degli eventi dell'anno marciano, il Patriarcato di Venezia conferma che Papa Leone XIV verrà in Veneto e nel capoluogo lagunare. Intanto domani il tradizionale appuntamento su Antenna 3 dalle 10 in diretta con la Santa Messa presieduta dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglio, un evento da non perdere per tutti i fedeli veneti. Ed è tutto, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.